Arriva Napoli on Board, il nuovo talent della musica classica napoletana ideato da Scoop Travel. Questa mattina la presentazione al Maschio Angioino, lo scopo è quello di valorizzare i giovani e la cultura partenopea. Antonio Salamandra. Si chiama Napoli on Board ed è il nuovo talent dei giovani napoletani che riesce a scoprire non solo nuovi talenti ma soprattutto conoscere nuove vocalità per la musica classica napoletana. Un grande filo conduttore che si chiama Napoli e la sua musica che diventa un percorso in una identità ben precisa all'insegna delle emozioni che fanno viaggiare la mente con un cuore tutto partenopeo. Questa mattina la presentazione del talent al Maschio Angioino. Con questo progetto Napoli on Board abbiamo cercheremo di portare i giovani studenti napoletani a conoscere l'immenso patrimonio artistico napoletano, perché è strano che in una città che vive di musica e famosa nel mondo per la musica, i giovani non sanno niente dei nostri grandi autori, Salvatore Di Giacomo, Libero Bove, Ammario, Nicolardi e chi più ne ha più ne metta. Ideato da Scoop Travel, con la collaborazione della seconda municipalità del Comune di Napoli, i vincitori, giovani studenti, parteciperanno come artisti alla prossima crociera della musica, arte e cultura napoletana che nel 2026 giungerà alla 18ª edizione. Un progetto che riveste un ruolo importantissimo a livello proprio educativo, perché è un progetto che mira a un orientamento formativo per i nostri giovani e quindi allo sviluppo di una cultura napoletana spesso trascurata. Un progetto che parte dalle aule scolastiche e arriva al mare, appunto con la crociera della musica napoletana che tende a valorizzare il nostro patrimonio culturale, le nostre radici e allo stesso tempo offre ai ragazzi delle opportunità di orientamento verso figure professionali che nel nostro territorio necessitano, perché l'overtourism provoca poi dei fenomeni di mancanza di prospettive di futuro per i giovani che nella nostra città invece ne avrebbero tanto bisogno.